Allora, suggerimenti, soluzioni non ci possono essere, ma suggerimenti sì. Siamo energivori, cambiare gli stili di vita, diceva il Presidente. Cioè cosa vuol dire? Spieghiamo ai nostri telespettatori quali possono essere anche delle abitudini a questo punto, degli stili sbagliati. Beh, io mi sono, come ho detto prima, mi sono andato nel vicolo stretto al Monopoli, si dice. Costa poco e se lo comprano tutti. Però devo assumermi le mie responsabilità per quello che dirò. Per me lo stile di vita è cercare non solo di essere meno energivori, perché noi la lavatrice la facciamo di sera, di sabato e di domenica, con le tariffe biorarie. Poi dopo io vado a vedere i contratti e trovo tanti contratti nuovi nel mercato libero che sono tariffa 24 ore su 24 uguale. Quindi vuol dire che ci saranno dei momenti in cui ci saranno dei picchi di consumo e momenti in cui no. Certo. Se siamo tutti virtuosi e facciamo la lavatrice il sabato e la domenica, dovremmo avere la tariffa bioraria. Dovremmo avere. Ma questo non cambia chiaramente la nostra capacità di consumare meno energia. Consumare meno. Qual è il consumare meno? È cambiare delle abitudini. Parlavo prima della presenza sui social durante la notte. C'è gente che sta tutta la notte sui social. Ma cosa ti serve? Mi telefona la mamma, disperata. Disperata, sì, ha fatto. Ma lei, Presidente, ho sentito che ci riducono la potenza del kilowattora nelle ore notturne. Ma se noi usiamo le ore notturne perché mio figlio si deve ricaricare il cellulare? Ma questo è un po' una Questo è un silenzio indignato. Voglio stare in silenzio. Voglio dire, ragazzi che andate sui social, che state sempre collegati, no? Che fate le manifestazioni ambientaliste, no? Se spegnessimo il cellulare 2, 3 ore, 4 al giorno per consumare qualche milione dei metri cubi di anidride carbonica in meno, visto che noi vecchi siamo quelli che abbiamo distrutto il mondo, l'abbiamo fucilato completamente, abbiamo creato la microplastica. Mi sono sentito dire che la mia generazione ha creato la microplastica. Non lo sapevo, mi scusatemi, ma ero un incosciente imbecille. Ma voglio dire, le condizioni, non mi sto rivolgendo ai giovani perché voglio puntare il dito sugli altri, io me lo punto sui miei occhi prima e dico, quando ti fai la doccia, no, chiudi, insaponati, eccetera. Ma queste sono regole di buonsenso nelle famiglie, in qualsiasi famiglia. No. Quello che più interessa è capire che dobbiamo cercare noi, con i nostri comportamenti, a spingere sia i politici sia anche chi decide una politica energetica che ci transiti nel minor numero di anni possibile e che ci dia la possibilità di essere in questo momento protagonisti. Noi siamo vittime ultimamente, siamo vittime, no? E non riusciamo a uscire da quel vittimismo classico, scusami un attimo, italiano anche, no? Quel vittimismo di dire ecco mangio, ecco bevo, basta, finiamola con questo vittimismo. Bisogna rimboccarsi le mani, sudore, lacrime e sangue, sudore, lacrime e sangue. Dice, ma fallo tu, mi diranno i giovani. Bene, io potrei anche cominciare ancora questi extraprofitti. Vabbè, spiegatemi cosa sono gli extraprofitti per le aziende che comprano e rivendono energia. Quindi chiudo la mia parola e poi rispondo alla signora e dico che dove mi sono imbucato nel vicolo stretto non voglio accusare nessuno, ma voglio dire, vuoi diventare protagonista? Mi vuoi fare le sfilate di ambientalismo? Benissimo, comincia tu. Io dico sempre, i vecchi magari, o gli anziani, o la generazione di prima dei genitori, perché la mia, più o meno la mia è quella più giovane di genitori, no? Devono dare un segnale. E vorrei dire anche ai miei coetanei e quelli qualche anno meno di me, no? Che comincino anche a scendere loro in piazza a predicare queste cose, non solamente a dire come faccio a pagare la bolletta. Comunque, perché se no non usciamo fuori. Abbiamo 2 o 3 rimedi, portiamoli avanti. Abbiamo adesso diversificato le fonti energetiche, va bene. Stiamo rafforzando le politiche sull'energia rinnovabile, va benissimo. Però poi dopo, se dobbiamo litigare sul nucleare, su Piombino e l'Adriatico no,
e quello no, e quell'altro no, e quell'altro no, vengano fuori qualcuno che mi dice io ho già la fusione nucleare, quella pulita. Guarda, ti aspettiamo qua in trasmissione, ci dici come si fa e noi facciamo. Ecco, per rispondere alla signora degli extraprofitti. Gli extraprofitti, signora, sono... O signore, perché non sappiamo se è una Io dico signore. signora perché sa perché. Se mettete il vostro nome, almeno capiamo se è un signore o una signora. Ecco, così vediamo un attimino anche la sensibilità individuale di alcune persone, perché so che le donne sono più sensibili a questi argomenti. Strano, ma è vero. Gli extraprofitti sono questi. Allora, il venditore ha comprato pacchetti di energia e li ha comprati magari, o di gas, e li ha comprati già a prezzi calmierati già da 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Quando parlano di Eni, no, dico Eni per dire che ha fatto gli extraprofitti e lo Stato dice ci deve dare indietro 10 miliardi, 8 miliardi, 4 miliardi, ricordo a tutti che è una società per azioni, con i dividendi, si è comprato il gas o se l'è prodotto, o l'ha messo nei rigassificatori eccetera. È chiaro che se l'ha comprato a 0,25, 0,37 lo vende a 0,70, sballa, fa l'extraprofitto. Questi extraprofitti lo Stato con una legge li poteva prelevare dai venditori, dalle aziende che vendevano luce e gas. Cosa è successo? Che in Italia, sempre come la classica legge all'italiana, hanno incominciato a dire no, ma io ricorro al TAR. Ah mamma, non è che non li prenderemo quei soldi, ma se li prendiamo tra 4, perché in Italia finché non faranno la riforma della giustizia, per il civile ci vogliono dai 5 ai 7 anni. E mi dice intanto te li devo dare. Come dicono, non so, da parti mie, tu avere e io dare. Ma perché questa cosa si è già lavorato, se ne è già parlato? Certo, c'è stato anche un pronunciamento, c'è stato un decreto col governo Draghi, dove dicevano allora chi ha fatto extraprofitti mi paga in proporzione chiaramente all'extraprofitto che ha fatto una percentuale. Mi paga una percentuale del suo extraprofitto. Io non ti dico prendi 1 miliardo, dammi 1 miliardo, dammi una percentuale. Ricorso al Consiglio di Stato. È anticostituzionale, ricorso al TAR, ricorso al giudice di pace di Canicattì, ricorso al Ma questa cifra in più a cui questo dovrebbe servire appunto innanzitutto per bloccare per altri 6 mesi le bollette. Il 1° ottobre quando ti arriva la bolletta e non la paghi ti staccano. Non stiamo a ragionare sul sesso degli angeli. Dal 1° ottobre la bolletta della luce aumenta del 70%, la bolletta del gas aumenta del 60%, fate i conti di quanto pagavi, di quanto hai pagato nell'ultima di agosto e settembre e io ti dirò quanto pagherai a ottobre. Stiamo parlando... ottobre pagherai dopo, perché se aumenta a ottobre, novembre... Dal 1° ottobre sì, entrano in vigore le nuove quindi non le pago tariffe. L'effetto retroattivo. Sì, quella è chiaro, agosto e settembre te lo paghi a ottobre. Esatto, no, infatti, certo. Ma dal 1° ottobre tu sai che devi aggiungere un 60-70% al totale della tua bolletta. Allora, cosa c'è da fare subito? Così la dico, tanto Elena, me la gioco così. Intanto eliminate l'IVA completamente. Ma voi lo state facendo come richiesta questa al governo? Ma certo, cioè, perché bisogna eliminare le spese incomprimibili, le accise. Bisogna eliminare l'IVA, bisogna cercare di dare anche a livello nazionale dei messaggi chiari alla popolazione per dire noi faremo queste mosse, voi ci dovete aiutare, il popolo bue rimanga bue. Se uno vuole essere bue e aspettare che gli arrivi la non dirò, giuro su Dio, non dirò più consumatore, dirò cittadino. Non userò più la parola consumatore perché voi non mi pare vera sta cosa. Certo. Non parlatemi di virtuosismo perché questo è solo per la gente medio-povera. Il medio benestante continuerà a fare la sua vita senza restrizioni. Non esiste democrazia nella povertà, purtroppo. Però è un dato Posso di rispondere? fatto. Veloce? Sì. Allora, lui parla di virtuosismo e voleva dire chiaramente comportamenti virtuosi. Esatto. Attenti, responsabili, eccetera. Ma se i soldi ce li ha, li spendi. I ricchi, secondo lui, continueranno a fare i fattacci loro. E io direi una cosa.
Non possiamo sempre non fare noi niente perché c'è qualcun altro che non lo fa. Si comincia, come dire, le guerre di liberazione non sono nate perché c'era qualcun altro che non la faceva. No, ma certo, ma ovviamente che chi si trova nelle situazioni... sono tanti in situazioni... Italia? Secondo il signore o la signora sono tanti i ricchi in Italia? Secondo me i poveri sono molti di più. E se adesso la mettiamo proprio su questo piano, il virtuosismo famoso, io dico anche questo al telespettatore. Benissimo, visto che hai questa convinzione, no? Che queste persone se ne fregheranno del bene pubblico, no? Potremmo incominciare non a fregarsene di loro e dei loro strapazzi che fanno la mattina alla sera, perché secondo me anche questo, no? È un segno di civiltà nei confronti proprio di quelle persone povere che non riescono neanche a pagarla la bolletta o a usare diciamo, in un certo modo anche le materie prime e l'energia. Certo, no, ma è questione di rispetto. Dobbiamo chiudere perché siamo arrivati al termine, il tempo è volato, Sergio Taurino, quindi ne parleremo naturalmente ancora. Questo per dire che purtroppo la mazzata sta arrivando, speriamo che in qualche modo si possa intervenire, anche se siamo in una fase di interregno governativo, comunque bisogna che vengano prese decisioni assolutamente urgenti, indifferibili per supportare i cittadini in questa situazione. Comportamenti però fanno anche la differenza, abitudini di vita fanno la differenza, tutto in qualche modo serve, ma anche la consapevolezza che facendo massa critica, supportandovi come associazione di consumatori, bisogna stare uniti, che possiate in qualche modo avere la rappresentanza, il titolo per poter parlare con le istituzioni, avere un dialogo, aprire un dialogo continuo e costante è altrettanto importante, è innegabile questo dato di fatto. Allora, grazie Sergio Taurino, grazie Adoc di essere stata qui con noi, come le altre associazioni di consumatori che ci supportano in questo percorso, quindi realizzato nell'ambito del programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico 2020. Grazie a voi telespettatori, la puntata la rivedete anche in replica nel nostro sito, scriveteci se avete delle questioni più urgenti che reputate sia importante discutere, parlare, affrontarle con le associazioni di consumatori, oppure anzi meglio di tutto rivolgetevi direttamente alle associazioni di consumatori che sono presenti, abbiamo l'ADOC, la Diconsum e anche Federconsumatori che partecipano a questo progetto. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a te.